Action! È proprio una pianta a capo! Scusami, capo. Che stile di film sarebbe questo? È stato associato il termine trash. Può darci qualche delucidazione? Ok, trash. Trash movie, non so se l'avete mai sentito, comunque tradotto dall'inglese significherebbe film da spazzatura. È uno stile anni 80 che un po' si sta perdendo, quindi volevamo riportarlo. C'è questi 4 scagnozzi, può darci i nomi, descriverci in poche parole, per favore, Andrea. Sì, in poche parole eravamo in 4, c'era il nostro capo Lampu, poi c'ero io, Bruzzu, c'era il titano Arrocca e c'era Azziccu. Questo Aziku è un personaggio molto particolare, poi capiranno, capiranno meglio quando guardano il film, però sto Aziku chi era? Era un personaggio, è stato recitato in una maniera molto particolare. Ce lo puoi descrivere? Sì, in pratica questo Azzicco è stato svegliato alle 4 di mattina, sbalzato dal letto, preso all'ultimo momento e niente, ha sonnato perso, è venuto con noi e l'abbiamo portato con noi per picchiare gli scudi. 2, 3, action! Questi scudi, come mai ce l'avete con questi scudi? Questi 4 ragazzacci che vanno e lo attaccano, chi sono? Che cosa vogliono da lui? Perché lo attaccano? In pratica io sono a capo di questi 4, che posso dire, scagnozzi. Il nostro scopo, siamo mandati da questa famiglia, il nostro scopo praticamente è fermare i scudi, perché scudi vuole, diciamo, amalgamare diverse discipline per formarne una, cioè se proprio lo vogliamo dire così, vuole, diciamo, fondere tutte le varie arti marziali e crearne solo una. Il nostro scopo è quello. Il vostro scopo è fermarlo, Fermarlo, non vogliamo fermarlo. Mi puoi dire chi è Scudi? Scudi è un nuovo personaggio che abbiamo appena associato all'arte marziale che tutti voi conoscete, probabilmente ormai l'arte marziale è salva, è Scudi. È un personaggio che sta difendendo un ruolo, è un ribelle praticamente. Lui vuole mettere assieme diversi stili di arti marziali. Cioè, praticamente ci sono 3 stili principali, quello del braccio, della gamba e della chiappa. Questi sono i 3 stili principali. Praticamente c'è una famiglia rivale che non vuole assolutamente che questo Scudi o nessun altro sia in grado di mettere assieme queste discipline, non vuole fargli fare questo lavoro qua. Cosa fa? Quindi si isola in montagna, in questo caso il film è stato girato tra l'altro per chi è appassionato degli ambienti sardi, a Montevecchio. Praticamente lui vive là, si è isolato là e accetta duelli di chi vuole mettere alla prova questa arte marziale chiamata Scudi. Facendo questo impara da diverse tecniche e mette tutto assieme. Questa famiglia, che poi conoscerete se andiamo avanti col progetto, c'è l'intenzione di andare avanti con questa storia, questa famiglia sta facendo il possibile per fermarlo. Questi 4 bifolchi che avete conosciuto proveranno a fermarlo in questo primo film che vedrete, quindi tanta azione alla sarda, con un sacco di effetti speciali, tutto da guardare, tutto da vedere. Ci racconti di una scena che gli ha fatto ridere mentre giravate il film Il mio nome è Scudi, una scena che l'ha colpita durante le riprese. Ce la racconti? Nel film ci sono stati molti, devo ammettere che ci sono stati molti momenti di hilarità, praticamente chi è nel mondo del cinema sa che queste cose fanno parte, purtroppo si sbagliano le parti, si sbagliano le leggi. Diciamo che la parte che più ha suscitato più hilarità in maniera assoluta è stata quando Aziku
dopo una torsione viene bloccato dagli scudi, viene poi lanciato verso di me e lui praticamente, non essendo magari preparato, non lo so, ma comunque è finito per rotolare, è rotolato veramente. Lì è stato il momento secondo me il migliore del film. Ma voi siete degli attori professionisti o vi siete solo improvvisati in queste parti qua? Beh, nel mio caso io ho un intenso curriculum, ho recitato Via col vento, ho avuto anche un ruolo abbastanza rilevante in Balla coi lupi e poi varie parti minori, ma poi mi sono sempre, ho sempre fatto parte come selezionatore di cast, cioè, diciamo che sono da buona vita nel mondo del cinema. E sei contento della parte che ti hanno dato? Ti senti soddisfatto di questo ruolo? È un ruolo che sento mio, mi ci vedo, ho sempre interpretato il ruolo da cattivo, che è praticamente quello in cui riesco a esprimermi meglio. Su che cosa ti sei basato per la scelta del cast? Allora, il casting, per chi non conoscesse questo termine in inglese, praticamente quando tu scegli i partecipanti, quindi gli attori in questo caso, è stuntman, perché questi non sono solo attori, ragazzi, questi sono attori e sono anche cascatori, stuntman è quello il termine, perché dovevano anche eseguire certi tipi di cadute, quindi era un ruolo abbastanza difficile. Cosa è stato fatto? Praticamente ho chiamato la gente con cui mi sono allenato nel passato, quelli che conoscevano meglio i scudi, perlomeno il sistema di allenamento che utilizzavo quando stavo ancora in Sardegna, e non è stato un problema per niente, perché sapevano quello che doveva essere fatto immediatamente, quindi ci siamo intesi benissimo. Quindi il casting era abbastanza semplice. Per il prossimo filmino, posso dire questo, stiamo preparando un casting a modo, quindi ci sarà una selezione, quindi avremo bisogno di diversi tipi di personalità e diversi tipi di caratteristiche a livello d'azione, quindi avremo bisogno di una selezione e verrà fatta a Villacino. Questo succederà perché il progetto da avanti dipenderà dalle vostre divisioni e da quanto porterete avanti questo progetto condividendolo con tutti, perché la storia è interessante, potrebbe evolversi in maniera buonissima se ci aiutate tutti.